Già una prima parola importante è stata usata nella prima risposta ed è benessere. Noi dovremmo, credo, fare molta pulizia nel nostro vocabolario perché siamo abbastanza confusionari. Confondiamo benessere con possesso, confondiamo sviluppo con progresso. Proviamo a fermarci un momento a sviluppo e progresso. Tutti parlano di sviluppo. Lo sviluppo è tutt'altro che il progresso, anche etimologicamente lo sviluppo è qualcosa che ti dà l'idea di ingrandirsi e quindi di occupare terreni altrui in qualche maniera. Il progresso invece è andare avanti, è migliorare, portarsi verso il futuro. E così il benessere è assolutamente diverso dal possesso. Il benessere prescinde dal possesso, può essere un benessere di vita anche in condizioni di non ricchezza. Difficile che ci sia un benessere in condizioni di assoluta indigenza come questa crisi che qualche nostro governante si ostina a definire finita sta continuando a fare. Però proviamo a parlare di questo benessere svincolato dalla crescita, svincolato dai beni e svincolato dalla ricchezza. Allora direi che dobbiamo ancora risalire prima del benessere alla felicità. È interessante che c'era nel Settecento una scuola economica italiana, napoletana, la scuola della felicità pubblica, con un grande economista un po' dimenticato, Genovesi, e anche bon, c'è Galliani, ma Galliani era già francese, era vissuto in Francia, era già corrotto. Ma è interessante la parola felicità pubblica, perché non si pensava che si poteva raggiungere la felicità da solo, la felicità era un bene collettivo. Quando gli economisti, particolarmente gli economisti inglesi, con Adam Smith, eccetera, hanno fatto un slittamento tra la felicità e il welfare, il benessere, che il benessere è già qualcosa di più individualista, che il benessere si ottiene con il consumere, ma il consumo individuale. Allora, e poi con Jean-Baptiste Say dice che la misura del benessere è la quantità dei consumi. E allora abbiamo fatto un slittamento tra benessere e avere molto, e accumulare molto, eccetera. E per questo che abbiamo un indice molto ingannante che è il PIL, prodotto interno lordo, che misura le cose che sono vendute e non misura la felicità. E si sa bene ora, anche gli economisti, alcuni economisti l'hanno capito, che al di là di un certo punto il PIL può aumentare e il benessere vissuto, la soddisfazione della gente diminuisce perché si guadagna di più, ma si deve spendere ancora di più per riparare i danni della crescita, perché la crescita genera un sacco di danni sulla sanità, le malattie polmonari che sono generate dall'inquinamento dell'aria, i cancri che sono generati dall'uso dei pesticidi, eccetera, eccetera. E poi si deve anche compensare, perché la crescita crea un tipo di vita che rende la gente stressata. Per esempio in Francia siamo campioni per il consumo degli antidepressivi. E perché i francesi consumano tanto Prozac? Perché sono stressati. E gli inglesi invece consumano la cocaina, anche non solo
gli operai, ma i quadri, anche i capi di imprenditori. E si vede che non porta più, c'è al di là di un certo livello, la crescita del PIL genera più danni che vantaggi. Basta. Senza contare poi che il PIL misura soltanto le cose che sono scambiate per denaro. Se noi incominciamo a fare baratto, questo resta fuori dal PIL. Se coltiviamo un orto e mangiamo le cose che coltiviamo noi, questo resta assolutamente fuori dal PIL.